Ciao a tutti, benvenuti alla prima puntata della stagione 2026-27 di Pub Live, dopo la prima partita di campionato del Padova che per fortuna e anche per merito è finita con la vittoria appunto dei biancoscudati in quel di Pisa. Vi ricordiamo intanto che ripartiamo con la nuova stagione di iscrivervi al canale YouTube per rimanere sempre correnti con le nostre nuove uscite. E poi volevo anche ricordarvi che la nuova stagione porta anche delle novità per quanto riguarda la nostra organizzazione. Cercheremo di essere sempre più distribuiti nelle nostre emissioni, nelle nostre trasmissioni, e da oggi saremo in diretta oltre che su YouTube anche in TV su Prima Free canale 231 della Smart TV. Quindi rimanete con noi qui su YouTube se volete interagire, perché al momento è l'unico modo che avete per comunicare con noi, per mandarci i vostri commenti e per anche chattare con noi durante la trasmissione. Però da oggi avete anche questa possibilità. Siamo in preview su Prima Free TV canale 231 della Smart TV. Perfetto, detto questo partiamo con questa puntata abbastanza interessante, devo dire. E oggi parleremo della vittoria a Pisa, ovviamente, del biancoscurato d'oro che riparte anch'esso con la nuova stagione del calcio Padova. Poi faremo un inserto sul calciomercato. Siamo ormai agli sgoccioli, però c'è ancora qualcosa da fare e ne parleremo abbastanza diffusamente. E per ultimo facciamo l'anteprima sulla prossima partita del Padova in casa contro il Verona, contro l'Hellas. E quindi partiamo subito, andiamo con Pisa-Padova. Allora, intanto diamo un'occhiata alla classifica visto che ci siamo. Serve a poco perché è la prima giornata di campionato e quindi chi ha vinto, c'è tutto un mega gruppone di 8 squadre a 3 punti a partire dal Vicenza fino al Padova, ovviamente tutti a 3 punti. L'unica differenza è neanche la differenza reti, ma chi ha segnato più gol, un gol in più, un gol in meno nel computo delle relative partite. Però diciamo già adesso siamo messi bene, vedete che il Padova è posizionato già adesso in zona playoff. Speriamo che sarà così a lungo nel corso di questo campionato, possibilmente anche fino alla fine. Però detto questo, la classifica non è molto interessante da guardare in questo momento. Io direi di partire con le statistiche della partita e comincerei anche a interagire con Claudio che ci parlerà appunto di come ha visto questa partita, sfruttando anche i dati che vediamo a schermo. Intanto dico subito, citiamo quello che vediamo: 58% di possesso palla del Pisa contro 42 del Padova, 22 tiri a 11, 7 tiri in porta a 2, grandi occasioni 2 per il Pisa, 4 per il Padova, 4 calci d'angolo a 6 per il Padova, 84% di passaggi, di precisione dei passaggi per il Pisa, 77 per il Padova e infine 2 cartellini gialli a 1 a favore o contro, vorrei anche dire, per il Padova. Detto questo, questo ci fa un po' il sunto statistico della partita, ma comincia tu Claudio, introduci come hai visto questa partita piuttosto difficile, insomma, però comunque anche combattuta bene, insomma, dal Padova. Sì, allora io partirei da una cosa. In questi 2 giorni si è sentito dire sì, vittoria di fortuna, corto muso, corto culo, ho letto anche, Vabbè, però io sappiamo chi vorrei... se ne esce con in queste perle di saggezza, no? Vabbè, vai. No, io vorrei sottolineare che la situazione del gol, è chiaro che siamo tutti d'accordo che Confente l'ha combinata grossa, ha sbagliato il disimpegno, ma una situazione in cui il centrocampista va in pressione su chi deve ricevere palla è una situazione che secondo me vedremo molto spesso quest'anno, perché è un principio di Mister Calabro. E quindi sì, è vero che è stata fortuna, c'è stato un errore abbastanza importante del portiere, però se Fusi non ci va lì, sul centrocampista il gol non c'è, costringendolo perlomeno solo allo scarico, insomma non poteva fare altro, nel caso in cui le cose andassero come sperava il Pisa in quel frangente. Detto questo, il Padova sì, il primo tempo è chiaro che il Pisa ha avuto per più tempo,
siamo d'accordo che ha avuto anche delle buone occasioni, quella con Tramoni, soprattutto Marras. È vero anche che noi abbiamo barcollato, ma non abbiamo sofferto, insomma, come si poteva anche mettere in preventivo. Siamo rimasti in piedi, abbiamo anche risposto, abbiamo dimostrato. Il primo tempo è sfilato un po' via così. Nel secondo tempo, secondo me, il mister, inserendo Lasagna, ha dato più profondità a noi, ha dato anche un po' più di coraggio, costringendo anche il Pisa a stare più basso, e quindi direi poi è uscito il gol che ci ha permesso di vincere la partita. Faccio un plauso anche alla retroguardia, perché insomma, a parte qualche sbavatura, qualche imprecisione che ci sta nella prima giornata di campionato, direi che abbiamo fatto un'ottima prestazione, insomma, da Sorrentino ai tre dietro, insomma, Pastina, Sgarbi e anche Della Valle, che secondo me è un giovane di grande valore. Ma sì, guarda, Per io concludere, direi... Sì, vai. vi lascio la parola e siamo tutti d'accordo. Questi sono 3 punti pesantissimi, perché detto anche tra noi in sede privata, non so chi o quanti andranno a vincere a Pisa quest'anno, insomma, ecco. Sappiamo No, che il perché Pisa Pisa è forte effettivamente. ha È delle chiaro che ha delle ambizioni importanti. sì, è una squadra che ha speso molto, è la squadra che ha speso più in tutta la Serie B, ha speso una ventina di milioni solo per i cartellini, neanche incassati con le cessioni degli ex Serie A, però comunque ha speso molto. E detto questo, io ho visto una partita dove il Pisa si è avuto un po' di predominio territoriale, è stato più aggressivo nel primo tempo specialmente, ma il Padova è riuscito a controllarlo bene, nel senso che li abbiamo fatti tirare solo da fuori area, tranne un'occasione in cui ci siamo persi. C'è stata un'azione che loro sono ripartiti dopo un fallo su Fusi che è rimasto per terra, e sia Della Valle che Zannemacchia si erano attardati in avanti, quindi c'erano 2 giocatori del Pisa liberi sulla sinistra, sulla loro destra, diciamo, in area. E a parte quella sbavatura lì, poco altro insomma da segnalare. Diciamo la prestazione è stata valida in difesa, sia pure in questo momento di difficoltà. Ecco, io contavo molto sull'effetto Paolo Bianco, perché a me è un allenatore che non piace molto, ma non è neanche per le questioni di antipatia o di simpatia. Mi sembra un allenatore che una volta che imposta un piano gara, se funziona quello ti fa un culo così, se qualcosa non funziona non riesce più a cambiare, non riesce più a rivoltare la partita in nessun modo. E il Padova l'ha gestita sempre meglio nel corso del tempo. Effettivamente è stato più saggio tatticamente, almeno a mio parere, cioè Calabro. Possiamo dire che è stata una partita di cinismo e intelligenza, insomma. Sì, E che poi sappiamo anche, ma anche un po' dall'anno scorso, perché non è una grande novità, secondo me, il Padova sa soffrire, perché anche l'anno scorso abbiamo avuto nelle circostanze in cui siamo stati anche messi un po' sotto, diciamo, non ci vergogniamo a dirlo, eravamo anche una neopromossa, però comunque abbiamo saputo ribattere colpo su colpo e non cadere, insomma. Sappiamo soffrire, ma già dall'anno scorso. È vero, è vero. Quest'anno lo sappiamo fare ancora, diversamente magari rispetto all'anno scorso, con più testa, con più cinismo, come dici tu, e con meno panico anche, sembra. Esatto, perché comunque il valore della rosa e dell'esperienza è cresciuto, no? Però comunque dici anche tu, Nick, cosa ne pensi di sta partita? No, sono d'accordo con voi. Alla fine, onestamente, già uscire con un punto a Pisa, almeno per quello che pensavo io prima della partita, sarebbe stata una gran cosa. Poi arrivare addirittura a fare 3 punti, tanta roba. Poi è vero, come ha detto Claudio, chi dice è stata fortuna, ma da quest'anno abbiamo iniziato a pressare alto, come ha detto Claudio, perché Calabro fa così, e quindi non sarà la prima e l'ultima volta di queste situazioni. E poi comunque bisogna anche esserci. Non so se vi ricordate anche Spezia a Padova l'anno scorso, che Lasagna ha messo in difficoltà il portiere e poi ha segnato. E Lasagna ha fatto pressione sul portiere, è riuscito a crearsi un'occasione facendolo sbagliare, quindi bisogna anche crederci sulle cose, e quindi merito a Fusi. Poi per quanto riguarda il resto, aggiungendo un po' oltre a quello che avete detto voi, il centrocampo nostro mi piace
mi piace parecchio, sai, perché Zuelli, Pompetti sono ottimi giocatori e nelle fasce siamo migliorati, c'è poco da fare. Carissoni mi è piaciuto anche a livello difensivo, perché secondo me si è comportato bene anche difensivamente, e Zanimacchia ho visto che ogni tanto ha fatto buoni dribbling in avanti, in difesa si è perso qualche duello, qualche posizione, qualche movimento un po' così, però anche diamo un po' di tempo, perché ho visto anche nel secondo tempo delle situazioni in cui non si sono ben parlati Carissoni con Della Valle oppure Sgarbi con altri giocatori, però penso anche che sia questione del fatto che hanno giocato solo 2 volte insieme, ragazzi, quindi Sì, cioè hanno bisogno un attimo di tempo, chiaro. è normalissimo. Però io non so, ho percepito proprio solidità sinceramente, cioè non ho mai avuto quell'impressione guardando la partita, anche se eravamo un po' messi sotto a livello di possesso palla, Ma però non mi poi ha se dato vedi le mai statistiche neanche così quell'impressione. tanto, insomma. Non mi ha Sì, mai non dato è... l'impressione come l'anno scorso di proprio stare sotto al gioco dell'avversario, non so come spiegarmi, Sì, sì, era un non possesso diverso, diciamola così. è vero, è vero. Ma Sì. allora, Bortolussi negativo un po'. sì, infatti volevo Mm. un po' fare reparto per reparto, se devo dare una nota di merito. In difesa, vabbè, ovviamente parliamo di Sorrentino che si è disimpegnato con 2 parate delle sue, che erano di un ottimo livello, che comunque hanno permesso al Padova di portare a casa la vittoria. E poi devo fare menzione particolare anche per Della Valle, che è arrivato da poche settimane, però si è già integrato più che bene nella Sì. difesa. Ha fatto un paio di sbalzoni anche lui, però nel computo della partita ha fatto bene. E centrocampo, il primo tempo mi è piaciuto anche Caprari, devo dire. E Zuelli, menzione speciale, almeno per me. In attacco, anche questa partita come Udine abbiamo visto che ci sono delle cose da sistemare e ne Sì. riparleremo quando sarà ora di parlare di calciomercato, perché questa squadra gioca, tiene palla, gestisce la partita, poi fa fatica a finalizzare, non neanche a costruire, a finalizzare l'azione, perché qualcosina lì davanti gli è mancato, specialmente nel primo tempo. Appunto, tu hai sottolineato la non eccessa prestazione di Bortolussi, diciamo, che poi è stato sostituito da Lasagna, che ha fatto meglio sinceramente. Però appunto chiedo anche a voi come avete visto un po' le varie prestazioni in difesa, centrocampo, attacco. Sentiamo Claudio e poi Nick. Allora, io stravedo, come anche per te, da quanto ho capito, per Zuelli. Secondo me è un giocatore che ci può far fare veramente un salto di qualità importante là in mezzo, perché è un giocatore dinamico, lo vedo veramente completo. Mi è piaciuto molto anche nel precampionato, insomma, per quanto poco. Dietro io, a parte Sorrentino, insomma, che ormai è una sicurezza, è una garanzia. Sgarbi non l'abbiamo scoperto sicuramente a Pisa, Certo. perché l'anno scorso è comunque stato l'acquisto più positivo della sessione di mercato. Della Valle mi sta impressionando positivamente, come ha detto Nick, sì, ci sono state magari qualche delle sbavature, delle incomprensioni. Sì, magari mancanza di comunicazione, poca intesa, ma è una cosa normale a fine agosto, insomma, la prima di campionato. E quindi è un pacchetto così arretrato di grande varietà, perché poi sappiamo che mancava Lovato, quindi che è tra l'altro il nostro capitano. Sì, io dietro non ho mai avuto l'impressione, l'anno scorso, come dicevate prima, lo diceva Nick, mi sembra, non ho mai avuto l'impressione di soccombere. Invece l'anno scorso ci sono state delle partite dove io ho avuto la sensazione non so, di esserci consegnati. Mi ricordo, non so, la partita col Venezia, o qualche altra occasione, insomma. Invece, nonostante il peso così dell'avversario di domenica del Pisa, che sappiamo tutti una retrocessa, ambizione, mercato importante,
non ho avuto questa sensazione, insomma, come dicevate prima, la squadra ha sofferto, ha saputo soffrire, si sapeva che dovevamo anche passare delle situazioni difficili, però comunque ha sempre ribattuto colpo su colpo ed è stata sempre dentro in partita per poi essere anche premiata, insomma. Sì, ma posso E il farti una Padova, domanda, Claudio? sì, Perché ho visto nelle ultime due partite in particolare, ma non solo, che Calabro ha spostato un po' di giocatori, cioè ha invertito. Intanto, dopo che è arrivato Pompetti, mi aspettavo che giocasse lui, il regista invece lo sta facendo Zuelli, sì. e poi Fusi a sinistra invece che a destra, Pompetti a destra. Secondo te c'è un motivo particolare per Ma- questi Sì, spostamenti? Probabilmente questi spostamenti erano dovuti all'avversario, mi viene da pensare quello. Fusi magari era più utile in quella zona del campo dove c'era magari bisogno di più legna, ecco, diciamo Mhm. così. Sì, che c'era Quindi Zanon che spingeva da quella parte, poi anche esatto, Tramoni. Tramoni Zanon è una catena importante, di là Fusi sappiamo che è un grandissimo incontrista, non si tira indietro, può anche allargarsi e poi non fa neanche fatica a recuperare magari centralmente perché è un giocatore dinamico, che è Infatti, hai generoso, visto è nel gol, è partito dalla sinistra, è andato chiaro. in mezzo a prendersi quel pallone lì. Esatto, questo è un po' l'emblema. Secondo me è dovuto a quello, un po' le rotazioni sono dovute a questo motivo qua, magari per così adattarsi all'avversario, ecco. Poi vedremo, Pompetti sicuramente magari è arrivato anche da poco, quindi eh, anche so, Zuelli è ha un po' più di allenamenti, diciamo, Sì, quello da sì. mettersi Però in moto, appunto ecco. voi vi aspettate Mm. nel corso del campionato, anche tu Nick, ti aspetti più regista Zoelli o più regista Pompetti in futuro? Secondo me saranno intercambiabili perché, come hai detto te, praticamente sembrava quasi che avesse invertito le mezzali, no? Come Sì, fa Gasperini ogni tanto. Gasperini fa così ogni tanto. E anche Guardiola l'ha fatto. Quindi non è la prima volta che succede una situazione del genere. Invertire le mezzali, oltre che invertire gli esterni, no? Nel 4-2-3-1, per esempio. Quindi secondo me questa era l'idea sua. Mi sembra che aveva fatto anche una conferenza stampa al riguardo. Un giornalista, non mi ricordo chi, gli aveva proprio chiesto questa domanda qui e lui gli ha spiegato perché appunto giocare da una parte o dall'altra con il piede invertito ti crea delle situazioni completamente diverse. Questa è stata la sua risposta, da quanto mi ricordo. Quindi credo sia per quello. Sì, in fase di Però conclusione sì, però sì, in fase di copertura no. contento Vabbè, però campione. sì, anch'io avevo pensato che volesse tamponare la nostra sinistra per via della loro fascia forte, diciamo. Comunque, sì. invece tornando al punto, Nick, tu come vedi, come hai visto meglio i migliori tra difesa, centrocampo, attacco in questa partita? Allora, a me sinceramente, vabbè, in difesa tutto il reparto, devo dire, cioè proprio il reparto per come si muoveva, per come era composto, i movimenti ben strutturati, a parte ovviamente qualche lacuna che abbiamo detto prima che giocano da pochissimo insieme, alcuni, cioè diciamo più che altro c'era Della Valle che infatti si è ogni tanto capito male con Carissoni, però Pastina a me è piaciuto tantissimo, Sì, sinceramente. sì, sì, Ogni Sì. infatti. tanto addirittura è riuscito a spostare quando è entrato Correia. Ho visto che è riuscito addirittura a spostare Correia. Cioè, non è facile, nel senso a livello fisico, tanta roba. Una Sì, bella sì. bestia. È una bestia, è una bestia. Quindi Pastina mi è piaciuto tanto. Della Valle si sta presentando benissimo, l'avevamo visto anche a Cittadella, a Monza, aveva giocato bene. Eh, C'era anche Harry lì a Cittadella, insomma, quindi ha visto anche Sì, lui sì. che Della Valle si è ben presentato. Ah, sì. E a centrocampo, sinceramente, quello che mi è piaciuto di più difficile, non lo so, perché Zoelli a me personalmente è piaciuto di più quasi nel secondo tempo, perché forse c'era Lasagna al posto di Bortolussi, è cambiato qualcosa, però vabbè, è a gusto mio personale. A me è piaciuto ovviamente Carissoni perché sa fare entrambe le fasi. Zanimacchia, secondo me, non so, difensivamente lo vorrei rivedere difensivamente. Fusi è sempre il solito, ragazzi, cioè non serve neanche dirlo. Senza di lui sta squadra non so come starebbe in piedi. Infatti
ne parlavo con qualcuno, che non c'è ancora un sostituto di Fusi. Il Non c'è proprio. No. annoso problema Sì. che ormai da 3 anni ci portiamo indietro. È vero che in qualche modo Di Fiodiraf è diventato insostituibile anche per caratteristiche, Esatto. magari non ce ne E sono in molti. L'unico che si attacco avvicina vai, vai. potrebbe essere Varas, Però con una però fisicità diversa, diciamo, magari un po' più di sì, spunto in velocità, però fisicità diversa. che si avvicina, per carità, non che possa Bene, essere ma allora adesso tutto questo ambaradan di parlare un po' delle prestazioni della partita era per introdurre il bianco scudato d'oro, ma anche per ricordare un po' i postumi di questa partita, perché abbiamo visto uscire nel secondo tempo abbiamo visto uscire dal campo per infortunio Zanimacchia, che aveva disputato una buona partita, magari non eccelsa, ma più che sufficiente, e è uscito per infortunio per un colpo ricevuto in un'azione di gioco e oggi è uscita la notizia che purtroppo questo infortunio è di una certa entità, si parla di 1 mese e mezzo / 2 mesi di stop, e non è una bella cosa per il ragazzo, per la squadra, e anche perché diciamo adesso la coppia di sinistra Zannemacchia-Cocchi impone in un certo modo di lanciare lo sbaraglio questo ragazzo giovane, Cocchi, che sinceramente poi ha giocato anche bene quando è entrato a Pisa, Sì. sta prendendo confidenza sempre di sì. più, però appunto dovrà giocare diverse partite titolari, probabilmente alternandosi anche con Capelli se la società non deciderà di fare qualche tipo di intervento di calciomercato, oppure non lo so, reintegrando Barreca, la butto là. Però questo non è dato ancora a sapere al momento. Fatto sta che purtroppo la notizia di oggi è questa: l'infortunio è più serio di quello che sembrava, recuperabile, però non ci vorrà poco, non è proprio una bottarella d'acqua di rose, insomma, ecco. Bene, allora detto questo, io passerei un attimo il bianco sudato d'oro e poi a seguire con le altre rubriche. Oh, eccoci qua. Allora, vi presentiamo un attimo il bianco sudato d'oro, anche questo fa parte delle novità di questa nuova stagione 2026-27. Non si voteranno più i sondaggi di bianco sudato d'oro su Facebook, ma bensì sul sito dei sondaggi che già avete usato l'anno scorso in occasione dei sondaggi denominati Pub Live. Da quest'anno lo stesso sito sarà usato anche per il concorso bianco sudato d'oro, e come vedete qui dal QR code, chi è a casa può già inquadrando il QR code col cellulare andare a votare sul sito e verrà fuori la pagina che vedete qui. Io vi faccio vedere molto rapidamente come funziona. Il cambiamento di quest'anno è che si voterà non più una singola preferenza, cioè il giocatore preferito secondo voi di una singola partita, ma se ne voteranno 3, i 3 giocatori nell'ordine primo, secondo e terzo. Il primo giocatore riceverà 5 punti, il secondo preferito riceverà 3 punti per il vostro voto, il terzo preferito riceverà 1 punto per la vostra terza preferenza, diciamo. Quindi questo perché l'anno scorso abbiamo visto che purtroppo le votazioni tendevano a concentrarsi sempre sui giocatori che magari erano stati più determinanti, che segnavano il gol della vittoria, che erano emersi nella partita in modo particolare, quindi tanti voti si concentravano su pochi giocatori. Abbiamo pensato di introdurre questa modifica per rendere il concorso più interessante, diciamo, perché anche per premiare la continuità. Magari ci sono giocatori che magari non arrivano mai primi nelle preferenze perché non segnano, però sono molto consistenti, molto continui, e magari arrivano spesso secondi, spesso terzi, quindi è giusto anche che loro possano partecipare al concorso in maniera più attiva, più piena, insomma, ecco. Quindi adesso bando alle ciance, vi faccio vedere, basta cliccare, andiamo in Interact, cliccare Harry, praticamente è come la MotoGP, se uno arriva sempre secondo può vincere alla fine. Esatto, sì. Sì. È una corsa a tappe, insomma, cioè sono 38 tappe per vincerla. Ricordiamo che il bianco sudato d'oro pochi mesi fa è stato vinto da Alessandro Sorrentino, che abbiamo anche premiato nella sede del Calcio Padova.
E quindi vi faccio vedere come si vota. Qua avete tutti i 16 giocatori che sono scesi in campo nella partita con il Pisa, potete votare il vostro preferito. Adesso io voto completamente a caso, potete scrollare oppure cliccare su questa freccetta in giù e poi premere avanti per confermare il vostro voto. Stessa cosa per la seconda preferenza e poi avanti, e stessa cosa per la terza preferenza e fine. Ecco, ci abbiamo messo penso 7 secondi a votare, quindi è facile, è veloce, non vi costa una gran fatica. Partecipate anche voi al concorso e premiate il miglior bianco sudato della stagione. Bene, detto questo, io passerei oltre, oppure possiamo anche leggere qualche commento dalla chat, visto che ci sono un po' di commenti dalla chat, che se magari riesco anche a ingrandire sta finestra sarebbe neanche male. Ok, allora dunque, Tommaso Luise, buonasera ragazzi, l'impressione è che abbiamo una grande difesa, pastina dominante e un grande centrocampo in attesa di mettere le ciliegine in attacco. C'hai anche ragione, e difatti proprio di questo parleremo. Sì. Poi c'è qualche novità anche per l'attacco giusto oggi, giusto per il calciomercato. Scorro, non vi leggo tutti, scusate, ma scorro un po' random i vostri commenti in chat. Robisvi mi sa che c'era stato un po' di culo dell'anno scorso. Ok, convinto tu, bene. L'importante è aver portato a casa questi 3 punti. Sempre Robisvi, altri 3 punti con il Verona. Prima parla di culo e poi di vincere facile. Non sono due cose che vanno tanto d'accordo, però mettiti d'accordo anche tu, Robisvi. Poi Caressoni, Lusera. Carissoni non mi ha entusiasmato, tanti errori tecnici, ma è solo la prima partita. Per il resto il Padova ha fatto la partita che doveva fare, la sofferenza a Pisa era in preventivo. Ma non so, volete anche commentarmi voi un po' questi messaggi dalla chat? Penso che ci sta alla fine. A me Carissoni non mi dispiace personalmente, perché a me non dispiacciono i giocatori tipo Zappacosta che fanno entrambe le due fasi e sono gregari, quindi è questione anche di gusti. Un po' tutti hanno fatto errori tecnici secondo me l'altro ieri sì. quando era. Sì, Quindi sì. siamo ancora tutti un po' indietro. Anche Zuelli personalmente non mi ha entusiasmato, perché penso che potrebbe fare molto di più e lo farà. Esatto. Poi altra domanda, non vi sembra che ci sono troppi giocatori in essere, cioè in rosa, penso che intendesse, quanti devono fare le valigie? Ne parleremo tra poco, andremo a vedere anche le liste e tutto quanto, quindi continua a seguirci che parleremo proprio e risponderemo alla tua domanda nel corso della trasmissione. Andrea Romito, buonasera ragazzi, non vedo l'ora che Banzato ci porti in Europa. Lui mi sa che abita vicino alla provincia di Vicenza e sta respirando un'aria un po' particolare, quindi lo perdoniamo anche per questo. Bene, detto questo, proseguiamo. Allora, siamo arrivati al punto sul calciomercato e io quindi farei un bel remix di tutto quello che è successo finora nel calciomercato, per poi parlare di quello che manca e di quello che può succedere ancora negli ultimi giorni di mercato, che vi ricordiamo si chiuderà martedì 1 settembre, quindi da qui a una settimana. Vediamo subito, scorsa veloce. Sorrentino, 1 milione di euro. Bordoni, Silletti e Lovato sono arrivati svincolati. Della Valle in prestito. Pente e Castagnaro, va bene, sono 2 ragazzi che sono arrivati e ripartiti in prestito in C. Zanimacchia, voce non ufficiale, si parla che non sia arrivato in realtà in svincolo, ma sia stato pagato qualche centinaio di migliaia di euro. Nasometricamente io ho messo 400.000 euro, la cifra non è nota. Marcolini è arrivato a gennaio dell'anno scorso, quindi non in questo bilancio, in questa sessione di mercato. Cocchi in prestito, Carissoni 800.000 euro, Zuelli 1,8 milioni, ed è tuttora l'acquisto di maggior peso di questa campagna estiva. Pompetti 750.000 euro, Scaglia è arrivato svincolato dalla Juve 23, Moro 1,2 milioni dal Sassuolo. E qui stiamo parlando solamente di soldi per i cartellini, cioè gli acquisti netti fatti dalla società. E già così, facendo una somma spanometrica, perché appunto alcune cifre non sono state rese proprio note, siamo già oltre 6 milioni 2 circa, 6 milioni 100, 6 milioni 2 più
altri fondi che potrebbero essere dedicati a chiudere questa faccenda dell'attacco che ancora non è chiara. È vero che abbiamo già in rosa Moro, come vedete qui, non è ancora sceso in campo, però sicuramente lo farà nelle prossime partite. La società vuole ancora fare qualcosa e adesso parliamo di tutte queste cosette qua. Infatti cominciamo dalle trattative. Adesso al momento la trattativa di questa settimana ormai, cioè, è sempre stata sul pezzo di Artistico che tergiversa, Artistico che prende tempo, prima perché la Lazio non poteva venderlo in attesa di fare il nuovo attaccante che è arrivato oggi, è stato firmato Pinamonti alla Lazio, quindi la Lazio era più che disposta a cedere Artistico al Padova, che ha offerto più delle altre squadre. Artistico ha aspettato a lungo delle squadre di Serie A, non le ha trovate lui, come neanche Khedira, a dire la verità. Però non si è ancora deciso a firmare con il Padova, perché è comunque solleticato anche dalla Sampdoria in Serie B e forse anche un po' dal Modena. Magari per la Sampdoria posso anche capire che c'è il fascino della Samp, anche se in Serie B magari quest'anno non si capisce bene ancora che ruolo possa sostenere queste squadre qui che abbiamo visto faticare negli ultimi 3 anni. Insomma, ha sempre faticato la Samp. Certo, una squadra che sarà solidamente in categoria, però difficile capire dove si può situare in questo momento la Samp. E poi c'è anche il Modena, che è una società che più o meno sta facendo un mercato di un valore, non dello stesso tipo, ma di un valore simile al nostro, e può ambire a collocarsi nella zona playoff un po' come noi. Forse è vero che dico io, ditemi anche voi, magari nella testa dell'Artistico è più interessante giocare in una squadra che gioca con 3 attaccanti, con un allenatore interessante, molto votato all'attacco, piuttosto che una squadra come il Padova che fa il 3-5-2. E quindi non lo so, sono film che mi faccio io, perché purtroppo una razionalizzazione ce la dobbiamo trovare a questo fatto che Artistico non arriva, no? Sia lui che deve farsi un'idea di dove cazzo vuole andare, e sia noi che lo aspettiamo da giorni e giorni, e questo non arriva mai e probabilmente non arriverà neanche più. E difatti, notizia di oggi, il Padova si è mosso, stanco di aspettare Artistico, si è mosso anche per Borrelli del Cagliari, che è un attaccante nella rosa del Cagliari in Serie A. L'anno scorso ha fatto 27 presenze, 5 gol se non erro in Serie A. Sì. È un attaccante molto fisicato, molto alto, 1,94 m, forte di testa, gioca molto di sponda come tipo di gioco. È un po' un Bortolussi, però più forte fisicamente, e quindi è un toto diverso da quello che è Artistico come tipo di attaccante. Però effettivamente, e non costa poco neanche lui, perché ovviamente viene del Cagliari in Serie A, che vuole 3 milioni, quindi va a finire che magari il Padova compra Borrelli del Cagliari, il Cagliari si prende l'Artistico dalla Lazio e tutti felici e tutti contenti. Non lo so, la butto lì così. E poi che altro c'è da dire? Bordoni al Lecco. Bordoni al Lecco, preso, provato e mandato al Lecco in Serie C per fare ulteriore esperienza. Del resto è un giovane della Lazio, la prima uscita dalla primavera. Sì. Forse senza forse Calabro avrà valutato che aveva bisogno di fare ulteriori esperienze piuttosto che lanciare lo sbaraglio in Serie B, e a questo punto manca un difensore, e nelle trattative che si vedono da un po' di tempo gira il nome di Francesco Verde della Juve Under 23, che però è più un difensore centrale che un braccetto. E poi chi altro? Doveva arrivare in teoria Calabrese, il fratello del nostro ex giocatore di qualche anno fa, che era già stato con Calabro alla Carrarese, ma andrà
andrà in altra squadra, non verrà al Padova, quindi lì c'è un po' un imbarazzo per quanto riguarda Mirabelli di chiudere questa casella, ritornare a 7 elementi in difesa piuttosto che a 6 come siamo ora, e siamo leggermente cortini, diciamo. E poi c'è il centrocampista, si vocifera anche del centrocampista, quindi insomma si sente da una settimana parlare di Nicola Spierini dal Sassuolo, però è una voce che gira da diversi giorni, però io ci credo poco, me l'hanno smentita, non sono molto convinto, però probabilmente qualcosina farà il Padova, che non sono chiare le trattative che sta seguendo per coprire queste tre caselle, appunto: attaccante, prima punta, centrocampista e difensore. Minimo io direi che ci sarebbe comunque da farne 2, no? Cioè la prima punta e il difensore di riserva. Poi il centrocampista potrebbe essere necessario farlo anche per via dell'infortunio di Gianni Macchia che abbiamo appena citato, però anche questa è un'ulteriore variabile che si inserisce in queste trattative, diciamo, di fine mercato. Poi se riesco a ritornare, non lo trovo più. Eccoci qua, sì. Vediamo un po' le partenze. Anzi no, prima vediamo le liste, perché rifatti i conti dei giocatori arrivati, siamo ora sempre a 28 giocatori perché è partito Bordoni nel frattempo, però abbiamo 21 over in rosa, 2 bandiera che sono Moro e Lovato. Anche qui la regola dei giocatori bandiera non era per niente chiara, ha dovuto chiedere il Padova conferma se erano effettivamente bandiera, poi alla fine si è chiarito questo inghippo, e 7 under per un totale di 28. Ovviamente vedete che gli over possono essere al massimo 18 in una rosa di Serie B. Questo vuol dire che ci sono 3 over da segare, tra virgolette, passatemi il termine, e questi ma hai compreso il Papu negli over adesso, vero? Nella lista che hai fatto? Sì, Okay. sì. E quindi ci sono queste partenze. Ovviamente in primis Papu, Buonaiuto, Barreca. Adesso non si sa più, perché in teoria doveva essere uno di quelli che doveva essere messo, se trovava squadra bene, se non trovava squadra veniva messo fuori lista anche lui. Però adesso che c'è questo infortunio di Gianni Macchia è un bel però. Si vocifera ovviamente anche di Di Mariano possibile uscita, così come Favale e Faedo, ma per nessuno di questi si è ancora mosso qualcosa, quindi comunque il Padova avrà le sue belle legate da pelare per chiudere questi 2/3 giocatori che mancano, ma anche per cedere quei 6-7 giocatori che sono, tra virgolette, passati, è un brutto termine da usare ma non me ne viene in mente un altro, che sono di troppo rispetto alla rosa attuale, anche per questioni numeriche di lista, insomma. Quindi detto questo, non so voi cosa vi aspettate, perché sinceramente io ormai all'artistico non ci credo più. Se il giocatore tergiversa così tanto è anche meglio che non venga, cioè lui può avere anche lecitamente dei motivi suoi professionali per preferire di andare alla Samp perché fa più figo, o al Modena perché gioca a 3 attaccanti, o per qualsiasi altro motivo che gli vada a genio. Però per il Padova è importante trovare gente motivata che ha voglia di venire qua, che ha la testa giusta, perché ci è già capitato in passato di prendere gente che non aveva le giuste motivazioni, invece quando abbiamo trovato la gente con la testa giusta, questo ha fatto la differenza. Senza fare nomi, abbiamo già capito tutti di chi si parla, e il nostro zoccolo duro che ha consentito di ottenere questi risultati negli ultimi 2-3 anni, e quindi io continuerei a seguire questa linea, cioè prendere gente che ha voglia di lottare per il biancoscudo, ha voglia di giocare in questa città, per questa piazza, con questa maglia, e non si fa troppe seghe mentali, troppi grilli in testa,
e quindi è importante la motivazione. Quindi se un giocatore come artistico non è motivato, è meglio lasciarlo andare e andare su altri lidi. Quindi non lo so, ditemi anche voi la vostra per quanto riguarda il mercato. Beh, Ma vai, vai, Flavio. Nick. No, vai, tranquillo. No, è che secondo me, a rigor di logica, se abbiamo già 3 nella lista over, cioè insomma siamo oltre di 3 giocatori nella lista over, vabbè, il Papu possiamo già anche toglierlo, tra virgolette, perché si sa già che sarà fuori rosa, no? Mhm. Sappiamo tutti che stanno cercando un attaccante che sarà over, giusto? Quindi, rigor di logica, l'eventuale difensore che arriverà e l'eventuale centrocampista in più saranno under. Sì, molto, molto probabilmente sì, è che non è semplice, è forse un A po' meno rigor di semplice da logica, trovarlo. proprio. È vero che deve essere un difensore di riserva, quindi Sì, esatto, non a per rigor forza di devi andare in logica cerca di proprio. Nesta e di Maldini, voglio dire. Cioè, No, ma infatti è proprio a rigor di logica. Poi, vedendo anche la lista qua dei possibili partenti, hai comunque Caporello, Tomiati è già in prestito, è già al Mestre, mi sembra. Caporello mi sembra, sì, non sì, mi infatti sono ricordo segnate adesso. partenze, vedi, E quelle con Balci il punto andrà in interrogativo, prestito quelle già... e comunque sarebbero under, Sì, quindi non contano, e quindi sono rimasti quelli che sono sopra Caporello. E quindi certo. togli il Papu, quanti ne mancherebbero? Altri 3, perché avremo uno in più nella lista che si aggiunge all'attaccante. Devi toglierne, E... allora se prendi l'attaccante over devi toglierne 4. però Quindi 3 buon aiuto intendo perché Papu, c'è il Papu. Barreca, Favale o Io Favale ho detto 3 Faedo. senza il Papu, 3 senza il Papu, diciamo, quello intendevo. E quindi saranno, cioè, su quei 5, quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5 senza il Papu, 3 se ne devono andare. Sì. Sì, no, ma 4 se lo devo andare se prendi l'attaccante over. No, il Papu io lo Artistico considero è già over, fuori. Il Borrelli è Papu è già over. fuori. Il Papu è già fuori per me. Cioè, non lo conto. No, vabbè, ma non lascia stare che venga messo fuori lista oppure vada via lui, eccetera, eccetera. Il Papu è già Numericamente fuori c'è rosa, anche cioè lui. non conta. Mm. No, vabbè, numericamente c'è anche lui nel computo, se no Vabbè, allora non invece di riesce a 3 dico farlo. 4. Ok. E appunto, sì, oltre ai già citati Borrelli, c'è anche Mercai, quello del Sud Tirol, Sì. che è Sì. vociferato da un po' di tempo. Non è ancora tramontato del Sì, tutto, magari però. non lo so quanto sia convinto al Sud Tirol a cederlo. eh, Sì, perché poi non ha e- più tempo per prendere un'alternativa. esatto, Sì. esatto. Non Tra vorrei che l'altro Di Nardo, rimanessimo alla fine con un pugno di mosche che non si riesce a sistemare l'attacco. Sarebbe un problemino questo qua. è alla Juve Stabia. Di Nardo a Sì, Juve esatto. Stabia, ma Di Finale. Nardo, devo dire, non è mai stato trattato dal Padova. È inutile No, però, che... però Harry non è stato trattato dal Padova, però se qualcuno ci vendeva l'attaccante poteva essere una soluzione per le altre squadre, ma adesso non c'è più neanche quella. Sì, ma diciamo che non essendo mai stato trattato non ci avevamo già messo una croce sopra, benché... No, intendevo un'altra cosa io, Harry. Intendevo che, cioè, se tu compri per esempio un Mercai, su Tirol non può neanche sperare di prendersi un Di Nardo adesso. Ah, ok, sì, 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 Mm. capito? Poi Vero, Bruno vero. va all'Ascoli, mi sembra. Sì, Bruno l'ho Bru- già fatto, manca solo sì, l'ufficialità. sì. Brunori va bene, Mm. ok, comincerà a far casino anche lì perché è bravo, però anche un gran Sì. rompipalle e fa casini in squadra, quindi Io sinceramente fa sinceramente parte di ne quella abbiamo... categoria di giocatori che non vorrei vedere nel biancoscudo, ma neanche per antipatia, proprio per problemi che può creare se non li crea. Ne abbiamo già Eh, parlato tra di noi, ma non capisco perché non è uscito il nome di Pittarello, sinceramente. Sì. Non riesco a capire. Cioè, credo probabilmente che non piace a Calabro. Può essere. Può essere. Non lo so, forse neanche, cioè probabilmente il Catanzaro chiederebbe strasoldi per un giocatore che ha fatto un bel finale di campionato, ma tutto sommato ha fatto 8 gol lo scorso anno, poi vai il Catanzaro ti domanda 2 milioni, sinceramente, Sì, sì. insomma, poi anche con tutti i giocatori che ha venduto Catanzaro finora non penso che vadano a vendere pure lui, perché Catanzaro ha disfatto e rifatto la squadra da cima a fondo,
quindi è gran difficile che facciano partire pure lui. Poi Sì, avrebbero bisogno di un altro attaccante dopo. esatto, quindi la vedo gran dura. Alla fin fine, aspetta, non ti sistemi mai con nessuno e siamo lì sgoccioli. Qua c'è il rischio di rimanere un po' con un pugno di mosche in mano, oppure di trovare una soluzione di ripiego. Poi non lo so, Borrelli, chiedo a Claudio, Borrelli, tu come lo vedresti nel 3-5-2, che appunto tenendo conto che è un attaccante che gioca di sponda, che è forte fisicamente, Sì. come si può integrare con i vari compagni di reparto che abbiamo, insomma. Sai, lui può fare l'attaccante di riferimento, la boa, che è un po' quello che fa anche Bortolussi. Adesso Borrelli dovrei rivedere un attimo perché non ho un gran ricordo, però insomma è come dice Nick per quanto riguarda gli esuberi, Papu non lo conti. Tornando al discorso di prima, Barreca penso non venga reintegrato nonostante Zanimacchia, insomma non credo. Si stringeranno un po' i denti e si darà spazio a Cocchi. Penso anche sia una cosa naturale. Il discorso attaccante, se artistico si complica, perché se veramente vuole andare alla Samp o se sta solo facendo un po' di ripicca per con la Lazio, perché da quanto ho letto la Lazio spinge per il trasferimento e lui ha un po' il dente avvelenato perché non gli hanno fatto fare neanche un amichevole, quindi magari sai, sta solo facendo una specie di dispetto alla Lazio, poi magari domani mattina c'è la fumata, insomma, che ha firmato con noi. Vediamo, io non ho ancora perso le speranze, se poi artistico salta definitivamente, secondo me arriverà sicuramente Borrelli. Quasi È sicuro. probabile ormai. È probabile che ti Anche tocca perché- prenderlo, perché Sì, è il classico piano B, insomma. Come Sky, nel senso che c'è poi chi- vai appunto dal Catanzaro per Pittarello ti chiedono uno sproposito, vai da Mercai ti chiedono invece 1.200.000 e a questo punto spendi gli stessi soldi artistico e in teoria potresti fare anche una specie di upgrade, nel senso che è un giocatore che ha già esperienza in Serie A, ha fatto dei gol in Serie A. Certo, magari non è uno di quei bomber da 20 gol all'anno, però fisicamente molto prestante, può dire la sua, certamente anche in Serie B. Se posso, la mia idea, se non si dovesse fare artistico, secondo me, invece di forzare con un ripiego, con magari qualcosa che al mister non va proprio a genio, proverei anche a resistere fino a dicembre, gennaio, magari, e dopo. È chiaro che il mercato di dicembre-gennaio è difficile perché anche lì non ci sono non si possono imbastire grandi trattative. Però, insomma, numericamente è chiaro che manca la ciliegina sulla torta, numericamente però non siamo alla disperata, ecco, insomma, quindi magari si può anche fare un pensiero di questo tipo, Sì, tenendo però conto del fatto che, ripeto, a dicembre, a gennaio è sempre un mercato difficile, è un mercato un po' di paraculi, diciamo così, ecco, in gergo. Sì. Quindi sì, bisogna fare delle valutazioni, ecco. leggo ora in chat che si parla anche di Segre del Palermo, avevo sentito È vero, en è vero. passant Sì. questa voce, Sì. ci credo poco, con i soldi che prende, con quello che costa, oddio, ma non lo so. Se il Io non mi Palermo farei- paga un po' l'ingaggio, Sì. qualche E percentuale di chiudo, ingaggio. scusate, io non mi farei comunque prendere per il collo da artistico, cioè, nel senso, No. No, cioè sei io convinto che, come abbiamo detto prima, allora, siamo grazie, arrivederci. ovviamente non sai mai cosa succede dietro le quinte, no? Perché leggi su un Esatto. giornale, è il giocatore che non vuole venire, dall'altra parte è la Lazio che aspetta a cederlo, e vuole più soldi, vuole meno soldi, no? Vuole andare di qua oppure di là. È vero, sì. Sapere come stanno le cose, l'impressione che noi tifosi che lo stiamo aspettando è che sicuramente non ci siamo rotti le scatole, lo sappiamo. Per certo, l'impressione è che lui stia cercando qualcos'altro. Sì, sarebbe E già quindi arrivato. ha aspettato fino adesso la Serie A ha capito, forse, se non l'ha capita proprio tonto, che una squadra in Serie A non lo trova.
e a meno appunto di quel giro col Cagliari che dicevo prima, è abbastanza fantasioso. Lo Sassuolo. E quindi dovrà adeguarsi alla Serie B. Ma sì. Può essere che appunto magari punti alla Samp. Forse Artistico sicuramente. non si ricorda che l'anno scorso ha fatto benissimo in B, ma è retrocesso. Esatto. Forse non se lo ricorda Artistico. Esatto. È una curiosità che non ci toglieremo mai, anche perché poi adesso pare che non venga, domani mattina arriva, e se arriva la prima cosa che ti dice è ho sempre sognato di giocare nel Padova. Sì, Sin sì. da piccolo non vedevo Sì. l'ora di arrivare qua, tipo stile Lukaku, insomma. E solite minchiate che si dicono di pragmatica in questi casi qua, quindi mi figuro che non arriverà più. Poi Anche spero che secondo Padova me. prenda l'attaccante che fa il caso nostro, perché secondo me manca, e questa squadra ha fatto vedere che è cresciuta in tutti i reparti, e però qualcosa manca lì davanti, perché è un peccato che la squadra gioca, poi fa fatica a finalizzare. Cioè quindi serve intervenire in quel reparto là. Si fa presto a dire possiamo aspettare fino a gennaio, sì, per carità, però insomma sarebbe una limitazione di non poco conto, ecco. Poi dalla chat Tommaso Luisi dice: a Durante nome troppo utopico o il Venezia potrebbe cederlo ora, scusate, che hanno varie punte? A Durante ha un costo ancora maggiore, e poi credo che sia infortunato di lungo corso tuttora, credo, no? Dico, Può a Durante mi sembra essere. ancora infortunato. Pronto? Sì, siamo qua. Sì. No, niente, secondo me anche buon aiuto potrebbe andare via. Sì, l'avevo già detto prima, no, stavamo parlando di Durante adesso. Scusate perché mi si è interrotta la connessione Ah, ok. per un attimo. Sì, stavamo parlando di Adorante, che gli amici della chat Ok. avevano suggerito il suo nome, però appunto è infortunato di lungo corso tuttora, mi sembra. Sì, è ancora infortunato. Ecco, quindi Problemi alla schiena. Roby Sv, Spadazza 90 minuti di applausi, non so a cosa si riferisca, però grazie. E basta, io direi che non so se non avete altre idee o suggerimenti per parlare di calciomercato, andiamo oltre e parliamo di Anteprima Verona. Cosa dite? Sì, Penso dai. che abbiamo detto tutto. Sì, speriamo che Andiamo appunto in domani. questa settimana che manca da qui al 1° di settembre tutti questi nodi, che un po' piccoli e un po' grandi, si risolvano, perché comunque è un peccato non finalizzare questa rosa che effettivamente sulla quale la società ha investito una quantità di soldi non indifferente, perché comunque credo che con i 6 milioni che tuttora ha investito la società, il Padova si collochi al quarto o quinto posto per acquisti dei cartellini in Serie B, insomma lontano dai primi, il Pisa segnatamente, però comunque di un livello sicuramente buono. Mancherebbe appunto chiudere questo discorso dell'attaccante, perché se no appunto andiamo un po' incontro a qualche limitazione di troppo, che è un peccato per questa rosa, insomma. Bene, quindi proseguiamo con Anteprima Verona. Allora, cominciamo subito con l'anteprima, e come al solito Nick, lascio la parola a te, perché ci fai un po' la presentazione di questa partita contro l'Hellas. Sì, allora partiamo dall'ultima partita in campionato tra Padova e Verona, che è stata il 20 gennaio del 2019, eravamo in Serie B e vincemmo 3-0 con doppietta di Mbakogu, gol di Morganella. Quella è stata l'ultima volta che abbiamo giocato contro il Verona in campionato. Il Verona non ci batte in campionato da un Padova-Verona finito 1-0 per il Verona il 15 febbraio 2009. Era il campionato di Lega Pro prima divisione, e quindi vuol dire che è da 17 anni che il Verona non batte il Padova in campionato. È un dato che ho trovato su Telenuovo, il sito di Telenuovo, giusto prima della puntata.
e diceva anche che il bilancio a Padova in 35 partite disputate di 23 vittorie del Padova, 6 pareggi e 6 vittorie dell'Hellas, quindi non è che sia proprio un buonissimo score per i nostri avversari, meglio. E ricordiamo che il Verona non ha esordito benissimo nella prima di campionato, ha perso 2-1 in casa con neopromosso Ascoli, quindi secondo me troveremo anche una squadra col dente avvelenato che non ci starà per niente a perdere di nuovo. Comunque, parlando un po' del Verona, più che altro di Baroni, perché comunque è una squadra ancora in fase di rodaggio, un po' come noi, però insomma quello che possiamo dire di Baroni negli ultimi anni, che lo abbiamo visto, ha sempre preferito giocare con una linea difensiva a 4, alternando comunque principalmente 4-2-3-1 o i 3 davanti, 4-3-3. Nella sua prima partita con l'Ascoli infatti ha proposto proprio il 4-2-3-1, quindi mantiene costantemente la sua difesa a 4, e hanno giocato con Ojekoke e Davidovic come terzini e Bradaric e Castanos in centro. Difensivamente parlando, Baroni preferisce, invece di un pressing asfissiante e continuo, un'organizzazione del reparto. Le sue squadre non pressano tantissimo, insomma, generalmente senza la palla mantengono baricentro medio-basso, anche perché lui preferisce, avendo i 4 dietro, preferisce puntare sugli esterni. Perché? Perché giocando a 4 dietro e contando anche che in Italia tante squadre giocano col 3-5-2, avendo i 4 dietro hai comunque la possibilità di avere la superiorità numerica nelle fasce, perché hai il terzino e l'esterno davanti. Quindi lui punta a far sì che i giocatori dell'altra squadra si riversano insomma in qualche modo puntando a giocare verso gli esterni, dove lui ha la superiorità numerica, Baroni. Questo è quello che generalmente punta a fare. E quando invece è in fase di possesso, Baroni cosa fa? Costruisce dal basso in modo abbastanza paziente, ordinato. Abbiamo visto spesso i difensori centrali che anche si allargano per favorire la circolazione della palla, e anche hanno un centrocampista che solitamente si abbassa, cosa che non fanno solo loro, per cercare in qualche modo di proporsi ai difensori e soprattutto anche di attirare su di sé la pressione avversaria. Quindi cos'è che vogliono fare, o comunque Baroni vuole fare? L'obiettivo è quello di attirare gli avversari per liberare sempre quelle corsie laterali dove gli esterni offensivi, in questo caso del Verona, quando non allenava il Verona, delle altre squadre, per creare sempre quella superiorità numerica nelle fasce. Infatti il primo gol, il gol del Verona, primo unico gol del Verona di Mulattieri, è stato scaturito proprio da cross in mezzo dalla fascia. Quindi secondo me dovremmo stare molto attenti, visto che giochiamo col 3-5-2 proprio lì, in quelle zone del campo. Adesso tra l'altro siamo senza Zanimacchia e quindi sarà tosta, perché loro tra l'altro hanno Arrui, non so se l'avete mai visto giocare, però è un bel esterno secondo me. E poi ovviamente quando le condizioni lo consentono giocano anche in contropiede, in transizione, cercano anche di verticalizzare, sempre però verso gli esterni, quindi è un gioco improntato più sugli esterni, quello di Baroni, almeno da quanto si è visto. Sì, d'accordo. Quindi ricapitolando, il calcio di Baroni è sicuramente propositivo verso gli esterni specialmente, e comunque sono anche in grado di cambiare ritmo in base al momento del match, quindi loro costruiscono in modo paziente, ma quando è ora si velocizzano, e facendo anche transizioni verticali, quindi riescono anche in base alle situazioni del match a cambiare ritmo, cosa che per esempio noi l'anno scorso sbagliavamo parecchio. Quest'anno credo che sbaglieremo meno sta cosa. Sì. Beh, no. Chiaro che è una partita dura, è chiaro che è una partita dove
incontriamo un'altra pretendente alla promozione e in più c'è anche il parametro di un derby che è sempre una partita strana, con tutte le varie così, difficoltà dell'evento, insomma dalla sconfitta che hanno subito loro la prima partita di campionato. Io non ho visto la partita contro l'Ascoli, conosco un po' Baroni perché insomma l'abbiamo visto anche in Serie A. Sì. Come dice Nick, sono d'accordissimo, lui va molto, punta molto sugli esterni, insomma sulle corsie laterali vuole dinamismo, cerca sempre comunque la soluzione esterna e quindi mi aspetto anch'io un Verona che andrà molto, molto in quelle situazioni lì. Ecco, noi dobbiamo stare attenti. Non so se giocherà Cocchi, adesso vediamo Sì. perché appunto per Dani Macchia abbiamo detto che si è infortunato. Cocchi sappiamo che è un giovane di grande valore, ma sappiamo anche che magari in esperienza pecca un po' come è normale che No, sia. ma vabbè, sicuramente secondo me giocherà, se non dall'inizio subentrerà sicuramente, perché comunque Sì, se non c'è lui che parte titolare c'è Capelli e poi lui subito dietro, insomma, quindi Calabro le rotazioni le fa tutte, ci sono 16 giocatori da usare, 16 li usa, non vedo perché non debba giocare, sicuramente giocherà, o prima o dopo. vediamo anche, sono curioso adesso, visto che ne parlavamo anche prima, delle rotazioni magari di qualche centrocampista, di qualche interno per magari così, per adattarsi, come è successo anche a Pisa, a eventuali così, giocatori del Verona in determinate zone del campo. Vediamo, magari fusi da un altro lato rispetto a Pisa, ecco, come dicevamo prima. Eh, Cosa dire? Verona, partita difficile, è un derby. È vero che loro qui a Padova non hanno mai avuto un campo così Sì. favorevole, storicamente, come ha detto bene prima Nick. È vero anche che è un test, per di più, capita anche nel derby, per anche così misurare ancora una volta per la seconda domenica consecutiva le nostre ambizioni. È È chiaro? vero. È chiaro. Quindi sì, è difficile, lo sappiamo, ma andiamo comunque a fare il nostro esordio in casa, consapevoli che siamo una buona squadra e che sarà difficile anche per il Verona. E, anzi, secondo me il Verona avrà molta più pressione di noi perché, sai, uscire con 0 punti anche nella seconda di campionato, insomma, ti ritrovi una squadra tra le favorite o la favorita per salire dopo 2 partite a 0 punti, non vuol dire niente, però sai, cominci un po' così a buttare l'occhio alla classifica, ti vedi ancora a secco, quindi la pressione è un po' più su di loro, ecco. Sì, sì, beh, Sì. senz'altro, perché comunque sono una delle favorite per la promozione diretta, mentre noi non lo siamo, neanche ci interessa, non ci interessano perlomeno quest'anno questi grilli per la testa, e quindi sì, abbiamo il fattore casa favorevole, cerchiamo di fare una bella partita gagliarda, bella partita tosta, senza troppi pensieri, ma anche con la voglia di giocare, di provare la vittoria. E già siamo partiti bene con la prima partita, insomma, quindi osiamo, abbiamo già 3 punti in cascina, possiamo osare anche di infilare la seconda vittoria consecutiva e portarci in testa alla classifica ancora più solidamente. Poi nel corso del campionato si vedrà, però intanto è già un bel iniziare, visto che c'era questo spauracchio delle prime 5 partite, una peggio dell'altra. La prima è andata più che bene, vediamo adesso la seconda, e sicuramente è più il Verona che deve preoccuparsi della sua situazione corrente, insomma. Però quali sono, Nick, i giocatori sui quali dobbiamo prestare maggiore attenzione nella rosa del Verona, diciamo? Beh, secondo me, prima non l'abbiamo detto, Mulattieri. Mhm. Mulattieri sicuramente è uno di quei giocatori che bisognerà veramente fermare in qualsiasi modo. Il problema è che quello che a me preoccupa, così pensando un po' come potrebbe essere la partita, preoccupa il fatto che ti dovrai anche preoccupare degli esterni, perché loro hanno anche sto Rui che veramente è forte e qualcuno dovrà per forza marcarlo, comunque ogni tanto rischi anche di doverlo raddoppiare, però se tu lo raddoppi
vuol dire che ci sarà un uomo in meno in mezzo al campo dove c'è proprio Mulattieri, quindi non lo so, sono queste le cose che mi preoccupano. Poi ovviamente hanno Castanos in difesa che insomma secondo me per la categoria è un lusso, e poi a me personalmente piace anche il portiere perché hanno perso Montipò, ma al tempo stesso secondo me le ali ti garantisce quella sicurezza che una squadra del genere deve avere. Sarr, l'attaccante che ha giocato contro l'Ascoli, a me personalmente non fa impazzire, però è un giocatore molto fisico e quindi rischia ogni tanto di trovarti in situazioni come magari è successo con Davis a Udine, capito, quelle situazioni là, o con Petagna, quindi anche lì bisognerà probabilmente mettere qualcuno a uomo. Sicuramente tornerà Lovato, quindi vediamo cosa propone Calabro a riguardo. Ma difatti l'interrogativo successivo è come la imposterà il Padova. Intanto per me, almeno personalmente, la curiosità maggiore è quella di capire se Moro giocherà. Mi sembra di sì, c'è anche bisogno appunto dell'attaccante per i motivi che abbiamo citato prima. Penso che se non da subito nel corso della partita possa entrare, mi immagino, non so voi. E a parte le rotazioni in attacco, tu Claudio che tipo di partita ti aspetti da Calabro, diciamo? Secondo me Calabro chiederà sacrificio, e anche chi giocherà davanti. Secondo me Moro gioca, poi vedremo che tandem sceglierà. Io credo che sarà dalla partita, addirittura anche dall'inizio, e quindi dovrà essere il primo, così il fronte offensivo dovrà essere quello che così per primo dovrà arginare le varie sortite del Verona, insomma, un po' come è successo anche a Pisa, confusi, insomma, pressione alta, non andare magari allo sbaraglio, perché comunque secondo me è vero che vanno molto il Baroni di solito va molto sulle corsie esterne, ma il Verona ha anche un centrocampo dove ci sono dei giocatori che sono bravi a inserirsi, quindi bisogna anche stare attenti a non così, per andare ad arginare, diciamo, le corsie esterne, a lasciare spazi centrali, perché allora lì diventa un problema, sai, tre in mezzo e tu ti allarghi, loro sicuramente erano giocatori esperti che sanno fare bene quel lavoro lì, insomma, che poi è anche richiesto dal proprio allenatore, da Baroni. Come Quindi, anche Edmundson. Esattamente. Quindi bisogna essere bravi partendo dagli attaccanti così a sacrificarsi, ma penso che Calabro, insomma, sia un po' un maestro su questa cosa qui, perché pretende intensità, pretende anche sacrificio, insomma, e anche disciplina. Domenica col Verona c'è bisogno di tutti. Chiaro che poi la condizione fisica non è ancora perfetta, quindi sicuramente poi ci saranno delle sostituzioni, però per me Moro parte dall'inizio, te lo do quasi sicuro, guarda, Tu dici? dal mio punto di vista. È possibile, specialmente penso che sia pronto fisicamente, non mi pare che abbia avuto problemi fisici di nessun tipo durante la preparazione, quindi dovrebbe essere già pronto a scendere in campo, insomma, da quello che sì. so. Per me sì. Facciamo il Toto Punte per Verona? Beh, Dai. Visto che non ce ne sono molti, si fa anche presto. A sto punto? Cioè, cosa dici, Terry? sarà Moro e lasagna, Moro e lasagna, immagino, non so. Avrei detto anch'io Moro lasagna. Poi vediamo, adesso oggi è martedì, da qua a sabato può succedere ancora qualcosa, però è difficile che arrivi uno al volo, lo prendono al lazzo e lo buttano in campo sabato sera. Può essere, però difficile, insomma, ecco. Beh, se succede vuol dire che proprio non vede Bortolussi. Ma con i giocatori che sta cercando il Padova adesso mi fa l'idea che sia deputato se non a partire, a rimanere in riserva. Più o meno stabile, insomma, cioè, visto i giocatori che sta trattando il Padova, l'idea che ti dà è quella, insomma, anche perché nel precampionato ha giocato un po' più spesso Lasagna che non Bortolussi, sì. Già quando ancora erano lontani questi discorsi, quindi forse Calabro lo vede meno, insomma, ecco, per il tipo di gioco. È probabile. Sentiamo anche qualche altro commento dalla chat. Poeta Gribiz: penso che il mister punti molto su Lasagna per l'attacco, ma a me non ha mai dato l'idea di essere il bomber in grado di fare tanti gol. Vabbè, ne ha fatti 7
negli ultimi 2 anni. L'anno scorso ha fatto 7 gol con noi, a 6 giornate alla fine poi si è infortunato, e quindi chiaro, sì, non stiamo parlando di un bomber da 20 gol, anche perché ha 33 anni, però insomma come seconda punta il suo lo può fare. Comunque Lusera dice Borrelli l'anno scorso 27 presenze 5 gol in A, l'abbiamo detto prima, e l'ha fatta anche a Frosinone. Artistico e forte, ma la Serie A non l'ha mai vista neanche col binocolo, e mi pare che Artistico l'hanno mandato, sapete dove, più di qualcuno insomma, ecco. Al caldo. Matteo Grigi invece ha durante operato la schiena, rientro previsto a fine ottobre, perfetto, quindi manca solo che Gobbo. E poi Roby Svi, alla fine ci sono oltre 6.000 abbonati, 6.200, 6.003, esatto, e arriveranno 1.500 veronesi, dunque ci sono disponibili quanti biglietti? Si è previsto 7.008 meno 12.000, 4.000? 4.200, cos'è? Sì. Sì, circa. Sì, 7.008, sì. Poeta Grivis dice la partita col Verona la vedo dura più che altro perché non abbiamo goleador tra le punte e mi pare credere molto in Lasagna, che non mi ha mai dato grandi aspettative. Poeta Grivis si è puntato su Lasagna. Ok, abbiamo capito, sì, abbiamo appena detto, non è il classico bomber prima punta che ti fa 20 gol, però anche lui può dare il suo contributo. Grave sarebbe affrontare un intero campionato solo con Lasagna, perché allora sei ovviamente in difficoltà, no? Però nel computo della rosa deve avere una serie di attaccanti che possono essere intercambiabili tra di loro, e ci sta anche Lasagna. Sì, concordo con te. Ecco, poi DHP 1910, Bortolussi va bene come seconda alternativa, ma sinceramente per una squadra con ambizione come la nostra non ce lo vedo come titolare, e probabilmente non ce lo vede neanche Calabro. Perlomeno questa è l'idea che ci siamo fatti in questo mesetto di preparazione, insomma, ecco. Quindi non so se per quanto riguarda il Verona volevi citare qualche statistica. È vero che c'è una sola partita di statistiche, quindi sono non più di tanto significative, ma se non hai qualcosa di... Non mi sono focalizzato, Eri, sulle statistiche, perché dopo una partita non possiamo neanche fare paragoni. Sì, ma hai fatto anche bene. Valeva più che altro la pena parlare di come gioca il Verona, di come è fatto sta squadra, e come sta in campo. C'è una statistica, una curiosità più che altro, che è la prima volta che in Serie B nella prima giornata perdono tutte e tre le neopromosse insieme. È vero, ho letto anch'io questo qua, sì. Interessante, sì. È una quindi casistica... sono sotto pressione tutte e tre, come diceva Claudio, anche Cremonese e Pisa. Ma il comune è mezzo Gaudio, vuol dire che se il Verona ha perso, sì, però non deve neanche farsi venire la paranoia che il Pisa è scappato, per esempio, o la Cremonese, quindi ma il comune è mezzo Gaudio, dai, però sono cavoli loro, a noi non ci interessa, no? E noi proviamo a giocare la nostra partita e possibilmente a vincerla, e poi vedremo cosa succede in campo, insomma, ecco. Assolutamente. Bene, allora io direi che siamo pronti anche per andare in chiusura nei commenti finali. Oh, eccoci qua. Perfetto. Allora, cosa possiamo dire in chiusura? Possiamo magari fare 2 parole, se volete, sui divieti di trasferta combinati ai tifosi del Padova, che oltre a Pisa si sono visti vietare anche la prossima trasferta di Cremona. Ad oggi, a distanza di 2 settimane circa dai fatti di Udine, sembra che sia finita qui. Potevano esserci rischi accessori, e non sto facendo una questione di merito, sì bisognava, no non bisognava. Sto dicendo che comunque, visti i precedenti divieti combinati ad altre squadre nello scorso campionato, segnatamente mi viene in mente Mantova, Juve Stabia, il Pisa e il Verona, eccetera eccetera, ci sono stati dei divieti di trasferta non tanto a partita, ma proprio a tempo. Quindi per queste squadre, chi per 2, chi per 3 mesi, è stato impedito qualsiasi trasferta. Al momento sembra che ce la caviamo, tra virgolette, così, con le 2 mancate trasferte di Pisa e di Cremona. Poi vediamo come si sviluppa, però questo è dato di sapere al momento.
Come ulteriore opinione posso dire che oltre ai Daspo che sono stati combinati subito dopo i fatti di Udine, ne sono arrivati altri 11, un'altra dozzina di Daspo fuori contesto, affibbiati a gente della curva con precedenti di vario tipo di disordini, quindi praticamente è un po' un mostro giuridico. È vero che esiste questo Daspo fuori contesto, Daspo Willy, ci sono vari tipi di provvedimenti che un questore può aprire il libro e applicarli a proprio piacimento, perché sono praticamente dei provvedimenti giuridici ma di tipo amministrativo che non richiedono un processo per essere applicati. Questo è il problema, no? E quindi possono essere combinati da autorità, appunto, e basta. Poi chi è soggetto a questo provvedimento dovrà fare querela, causa a sua volta e andare in tribunale, quindi comunque si parla di mesi o anni per risolvere le situazioni che fanno prima esaurirsi da sole nel corso della durata di questi DASPO. Però è un po' un mostro giuridico. Certo, affibbiare dei DASPO a caso, tra virgolette, a persone che in precedenza avevano compiuto atti simili ma non erano provati come responsabili di Udine, è un po' una stortura giuridica, tanto per usare un eufemismo, ma non so, ditemi anche voi cosa ne pensate di questa faccenda qua. Uno, intanto, se secondo voi è finita così; due, cosa ne pensate di questi DASPO a pioggia? Che non c'è da Nick, dai, vai. Speriamo che sia finita qui, più che altro, perché comunque è sempre triste quando ci sono i tifosi che non possono spostarsi per vedersi semplicemente una partita di calcio. Cioè, è veramente triste, quindi speriamo davvero che finisca sta storia, sinceramente, perché al solito non puoi punire tutti per pochi, tra virgolette. Cioè, non sono d'accordo semplicemente con questo metodo di, tra virgolette, punizione. Non sono mai stato d'accordo. Mi sembra più un discorso, vabbè, chiudiamo così, non dobbiamo neanche spendere troppo per sicurezza, per controllare eccetera. L'ordine, diciamo. Esatto, quindi ci laviamo le mani, questo è. Sì, è molto comodo dal punto di vista, esatto, dal punto di vista dell'ordine pubblico, dare questi provvedimenti diciamo diffusi a macchia d'olio, senza ritegno di divieto per chi è effettivamente responsabile e per chi non c'entra niente. Quando non sei capace di gestire, fai così. Fai così, certo, è molto più comodo poter avere l'autorità di intervenire in questo modo e poterlo fare indiscriminatamente. Risulta comodo a loro, estremamente discriminatorio per tutti quelli che invece vanno allo stadio, in casa e anche in trasferta semplicemente per fare il tifo del Padova, godersi la partita, divertirsi durante il viaggio con amici, esatto, e altri tifosi, insomma, cioè cose semplici, cose che dovrebbero essere garantite in una democrazia dove la gente ha libertà non solo di pensiero ma anche di movimento, in teoria. Invece quando è coinvolto il calcio sembra che si entri in un unicum dove i pesi e le misure cambiano in maniera arbitraria. E poi veramente, cioè, dopo mi taccio per sempre, cioè non riesco a capire la logica di, per esempio, io sono veramente contento, quasi non me l'aspettavo che i veronesi potessero venire sabato sera, sono contentissimo di questa, una bella notizia, ci sarà un'atmosfera bellissima, ma al tempo stesso non riesco a capire la logica poi di chiedere la tessera del tifoso a Palermo. Cioè non riesco l'anno scorso hanno chiesto la tessera del tifoso per andare a Palermo, mi ricordo questa cosa. Sì. Non riesco a capire la logica delle decisioni, non hanno senso, veramente non hanno senso. Vabbè. Sì, ma allora questo è un argomento che non è nuovo, l'abbiamo già trattato anche nel corso della scorsa stagione in più riprese, sviscerandolo certamente in maniera molto più completa di quanto stiamo facendo in questi minuti finali che sono dedicati appunto a commenti finali e saluti. Però effettivamente dispiace che ci vada in mezzo gente che non c'entra niente e che appunto invece gli viene impedito di poter
seguire la propria squadra del cuore e tifare tranquillamente, insomma, che poi appunto quando vai in trasferta lo sai benissimo che i tifosi organizzati, quelli che più tranquilli tra virgolette, che vanno via con l'autobus, sono quelli più controllati, che hanno la scorta davanti e la scorta dietro, e chi invece vuole far casino si muove per conto suo in maniera assolutamente fuori da ogni controllo, perché non fa parte di una carovana di autobus dove tutti stanno al loro posto e ognuno cerca solo di andare a vedere la partita, insomma, ecco. Però quindi c'è doppio triplo controllo su chi sai già che fondamentalmente non fa niente se non che montare in autobus, andare a vedere la partita e tornare indietro, e poi non sono in grado di gestire chi invece ti spunta fuori all'ultimo con queste azioni che sono senz'altro dimostrative a livello di mondo ultras, hanno una logica tutta loro sulla quale non entriamo, però appunto alla fin fine sì, ci sono queste strutture, si fanno questi provvedimenti blanket che coprono tutto e ci va in mezzo gente che non c'entra niente, insomma, ecco. Non lo so, direi di chiuderla qui. Mi chiedono dalla chat dove è andato a finire Corrado oggi è in ferie in questo momento, quindi non può partecipare, che è proprio all'estero e non poteva collegarsi per fare la trasmissione diretta di oggi. Vi ricordiamo, come abbiamo già fatto all'inizio e come vedete anche in sovraimpressione sul nostro sottopancia, che da oggi, prima puntata di questa nuova stagione, siamo in diretta anche in TV sul canale Prima Free, canale 231, quindi potete seguirci anche là, sia pur vi ricordiamo che solo su YouTube potete interagire con noi per farci le vostre domande in diretta durante lo streaming. Detto questo, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a martedì prossimo con la puntata successiva alla partita con il Verona. Da Henry, Nick e Claudio, ciao a tutti e buona settimana, e ci vediamo martedì prossimo. Ciao. Ciao. Buonanotte.